La Lega ha deciso, appoggerà Contarin, candidato sindaco del PDL per Sandona di Piave alle amministrative di maggio. Ci è voluto un po' per decidere, ma secondo la Lega era opportuno dare continuità a un percorso di squadra iniziato molti anni fa. Nel programma da portare a termine lo sviluppo delle imprese, aumentare la qualità della vita e avere il coraggio di affrontare scelte nuove. Allora, i giochi sono finalmente decisi, se possiamo dirlo, la Lega ha fatto un passetto indietro per sostenere lei. Adesso che tipo di percorso intraprenderete di campagna elettorale? Diciamo che abbiamo fatto tutti un passo in avanti, perché abbiamo visto che lavorare assieme per questi 10 anni ha portato una profonda trasformazione a Sandonà, e di questo sicuramente il protagonista principale è il sindaco Francesca Zaccariotto, ma un po' tutta la squadra che ha lavorato assieme a lei. E quindi siamo molto contenti, molto soddisfatti di questa base di partenza. Ci saranno 50 giorni adesso per il confronto sui programmi elettorali, dopo intense discussioni interne e incertezze sulle alleanze. Non abbiamo paura di confrontarci, anzi le proposte che andremo a fare in campagna elettorale, ma che saranno parte integrante del nostro programma, sono proposte vincenti che non temono il confronto con nessuno. Ancora niente sulle liste civiche che appoggeranno Contarin. Ma Lega e PDL si ritengono avvantaggiati rispetto agli altri perché, ricorda Stival, dopo anni di governo abbiamo la situazione chiara in mano. Sono 15 anni che siamo al governo di Sandonà e continueremo un percorso che è iniziato 20 anni fa, a parte la parentesi del centro-sinistra di 10 anni fa. La cosa importante è che ovviamente dovremo ritararlo ora rispetto, ahimè, alle esigenze che ci sono ora, sulle quali anche Sandonà si deve interrogare, e quindi la nuova linea che deve esserci, sul quale c'è anche la Lega insieme al PDL, sono quello di un sostegno forte alle famiglie e alle imprese del territorio, per far sì che questo territorio continui a essere ai vertici della provincia di Venezia. Assente invece alla presentazione il sindaco uscente Francesca Zaccariotto. Contarin è sicuro di ottenere un ottimo risultato al primo turno, nonostante l'evidente affermazione dei grillini a Sandona di Piave nelle ultime politiche. Con chi pensate di dover combattere di più? Abbiamo visto i grillini alle ultime politiche che si sono affermati anche in maniera molto evidente qui a Sandonà. Devo dire che noi non faremo la campagna elettorale sugli altri, ma sulle nostre idee, sul nostro modo di fare, sulla nostra capacità di rispondere ai bisogni della gente e soprattutto sulla possibilità di risolvere le questioni anche drammatiche che non solo interessano Sandonà ma tutto il nostro paese.